Elena Morello e sono titolare di una scuola di lingue sita a Montegrotto Terme, la Top Language School. Può raccontare brevemente la sua azienda, in particolare quando è nata, dove si trova, di cosa si occupa e chi sono le persone che lavorano con voi? La mia scuola è nata nel 2013, nasce in primis per fornire servizi linguistici, quindi corsi di lingua, ma anche servizi come traduzione e interpretariato. Quali azioni sono state sviluppate per garantire pari opportunità tra uomini e donne all'interno dell'azienda? Diciamo che in questo ambito, la formazione, mi capita molto spesso di ricevere curricula da parte di figure femminili e poiché con me lavorano molti freelance, per me questo rappresenta non un limite ma anzi un valore aggiunto. L'orario di lavoro è molto flessibile perché ci sono collaborazioni con le scuole pubbliche che richiedono la presenza in fascia mattutina, diciamo così, e poi invece la maggior parte dei corsi si concentra dal doposcuola fino alla fascia serale, per cui non avendo orari fissi di lavoro, ma dovendo seguire un pochino le richieste delle persone, il fatto di avere dei freelance mi aiuta molto. E in questo senso, dicevo, un po' per vocazione, un po' per casualità, sono molte le figure femminili che mi affiancano e diciamo che poi il mercato ha un pochino scelto per me, per cui un po' la flessibilità del lavoro che ben si concilia con appunto la figura femminile, un po' il settore che chiama appunto la presenza di figure femminili, ecco, diciamo che sono riuscita in qualche modo ad avvalermi di un parco docenti rappresentato per la stragrande maggioranza da donne. Avendo lavorato e diciamo coniugato la vita familiare con la vita professionale, molti degli accorgimenti che sono stati utilizzati all'interno della mia azienda hanno proprio a che fare con la mia sfera personale e poi con quello che riscontro anche nella maggior parte delle persone che per dedicarsi alla formazione come valore aggiunto hanno bisogno appunto di trovarsi in una condizione di agio e in questo senso mi riferisco alla presenza per esempio di lettini, un lettino da campeggio per i bambini più piccoli, piuttosto che del fasciatoio, piuttosto che di strumenti a copertura delle prese elettriche di protezione dei bambini. Quindi ecco, proprio perché la formazione comincia sin dalla più tenera età, l'attenzione è stata rivolta alle mamme che molto spesso rinunciano a formarsi per dedicarsi alla famiglia e che quindi quando vogliono farlo devono venire qui con i bambini piccoli. Quindi quando la formazione è rivolta proprio ai bambini, gli accorgimenti sono a 360 gradi, quando invece la formazione è rivolta alle mamme che quindi hanno la necessità di portarsi i loro figli piccolini, l'attenzione è rivolta e l'occhio è rivolto appunto alla mamma. Poco fa lei ha detto che all'interno della sua azienda ci sono degli orari flessibili. Può approfondire questo aspetto e magari dirci anche in che altro modo la vostra azienda favorisce la conciliazione dei tempi vita-lavoro? Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro, abbiamo la possibilità di scegliere tra appunto diciamo, un personale freelance che ovviamente si turna anche in base alle proprie disponibilità. Il fatto che non vi siano orari appunto fissi ma orari flessibili ci permette di chiedere proprio la disponibilità ai nostri docenti che pur sono fidelizzati, che pur lavorano quasi come fossero dei dipendenti in pianta stabile all'interno dell'azienda da molti anni, però ci permette sempre di chiedere la loro disponibilità. Quindi quando una figura non è disponibile si ricorre all'altra o in molti casi quasi a dare valore aggiunto diciamo, alla formazione e quindi presentando metodologie didattiche diverse che si integrano insomma, sono comunque diverse, accenti diversi, intervalliamo anche più professionisti all'interno dello stesso corso. Quindi questo permette a noi di poter agevolare le nostre risorse che magari non riescono per esempio a fornirci 2 volte a settimana o 3 volte a settimana con lo stesso cliente e con quel determinato orario, di farsi aiutare da un collega e di interagire assieme. Ma dall'altro punto di vista il vantaggio per il cliente è quello di avere un accento inglese piuttosto che un accento quindi britannico, piuttosto che un accento americano e quindi di avere 2 metodi diversi, 2 accenti diversi che gli permettono veramente di crescere didatticamente.
Come intendete in futuro promuovere una cultura organizzativa antidiscriminatoria all'interno dell'azienda? In futuro vorrei poter utilizzare di più il welfare, che permette, diciamo, a collaboratori aziendali, ecco, di poter scegliere determinati servizi e di non gravare sulla propria azienda, e in questo modo, diciamo, questo vale sia per le figure femminili ovviamente che per le figure maschili, però in molti casi, proprio perché sono le donne ad avere magari un lavoro part-time piuttosto che avere, dopo la maternità, magari un lavoro ridotto, la presenza di strumenti come welfare sono sicuramente di aiuto anche per loro per continuare la formazione continua. Quindi ecco, questo è uno strumento di cui vorrei avvalermi di più, e poi ecco, tutto quello che può agevolare il cliente come fascia oraria, perché noi siamo aperti dalle 8:30 alle 18 in orario continuato come segreteria, però poi i corsi viaggiano in autonomia anche in fascia pre-cena e dopo cena, per cui ecco, tutto quello che può servire per agevolare magari una risorsa femminile piuttosto che una risorsa maschile che si deve dedicare alla famiglia, piuttosto che il cliente donna rispetto a un cliente di sesso maschile che ha la famiglia. Tutto questo viene contemplato nella flessibilità degli orari, che spero possa essere sempre presente all'interno della mia azienda e anzi potenziato. Se voi doveste immaginare un intervento, una misura esterna, oltre a quelle magari già esistenti, che possa aiutarvi a realizzare la parità in azienda, quale sarebbe? Ho delle dipendenti che si occupano del front office e del back office, quindi sì, queste sono figure a tempo indeterminato, sono 2 nella fattispecie, una alla mattina e una al pomeriggio. Ecco, in questo senso mi piacerebbe poter agevolare meglio queste figure femminili. Una di loro è anche una famiglia, e magari utilizzare orari flessibili anche per loro, o comunque l'opportunità di lavorare da remoto, in smart working, quando magari la famiglia chiama, e poter gestire, come era in epoca Covid, poi insomma l'attività. Quindi ecco, da un lato ho dei liberi professionisti che riguardano la docenza, quindi il lavoro, quello a contatto con il cliente in termini di formazione. Dall'altro invece per l'organizzazione aziendale mi appoggio a queste figure assunte a tempo indeterminato, che invece sono più inquadrate, più limitate dal tipo di contratto in essere, e per le quali vorrei magari intervenire dando la stessa opportunità di flessibilità che do al personale docente.